Tommaso Giusto, quindi ricordiamo un po' questi eventi, quindi perché poi ci ricollegheremo subito dopo la pubblicità al nostro ospite Luca Peroni. Quindi 1797 consegniamo di fatto con neanche un colpo sparato a Napoleone nella Repubblica di Venezia, una fine un po' indecorosa, se vogliamo. Diciamo che innanzitutto voglio ringraziare per l'opportunità di poter presentare anche qui questo progetto che conta 2 anni dalla sua attuazione e finalmente quest'anno avremo il compimento finale con l'ultima scena che gireremo proprio il 17 marzo, la prima scena di battaglia, una battaglia campale ambientata a Settimo Pescantina con schieramenti veneti e francesi, più di 150 comparse, qualcosa di mai avvenuto prima, e mi auguro di poter fornire anche qualche preview che spero abbiate piacere di poter mostrare magari in seguito, perché volentieri. È qualcosa di incredibile, cioè dal punto di vista storico e documentale non è mai stata fatta una battaglia ambientata proprio nei tempi della Serenissima, e questo è di sicuro un primato. Le teste tagliate e una repubblica ceduta. Abbiamo voluto fare un documentario per raccontare anche un momento storico incredibile in cui una città intera, in mancanza di un vero e proprio aiuto politico e poi anche in forze militari da Venezia, decide di armarsi, una vera e propria forma di resistenza. Lo fa, è Verona, ed è la resistenza veneta, chiamiamola, quello che è l'episodio più eclatante in cui il popolo veronese, in nome di San Marco, insorgerà contro l'invasore. E è un episodio singolare? No, ci sono varie insorgenze che sono avvenute in tutto il Veneto, però soprattutto anche quelle dopo la prima invasione napoleonica, per cui dopo il 1797. In seguito continueranno questi moti di insorgenze che poi copriranno tutta l'Italia, fino alle tue Puglie. Per cui possiamo dire che il subentro, l'entrata di queste forze d'Oltralpe non sono ben viste nella penisola italica, e tutti i regni che le vedono come qualcosa che sta scacciando un sistema, un mondo. Perché la Repubblica viene ceduta? Perché la Repubblica cade? Perché, usiamo questo brutto termine, tramonta? Io non lo definisco per codardia, non do colpa al Doge, perché tante, per fare una piccola parentesi storica, tante colpe vengono date al povero Ludovico Manin, l'ultimo Doge della Repubblica Serenissima. Vorrei vedervi voi trovati nella sua situazione, nella sua condizione, a trovarsi l'esercito più potente ed enorme della storia del tempo, che si schiera contro uno Stato che confidava, amministrato da un'aristocrazia millenaria, che confidava in una forma che allora funzionava molto bene, a discapito invece di oggi, di quello che vediamo oggi, che è la diplomazia, la parola, il valore di un'intesa, e si trova davanti un uomo nuovo che è Napoleone Bonaparte, un uomo che degli accordi fa quello che vuole, li straccia, prima ti dice ci alleiamo e poi straccia tutto e abbandona la cosa e ti invade. Questo era Napoleone Bonaparte, e i veneti si sono dovuti confrontare, o meglio i politici veneti di allora, con una forma nuova, un uomo nuovo e un mondo nuovo, il mondo illuminista. L'illuminismo stava dilagando ormai da decenni e aveva intaccato tutti gli stati preunitari. Bene, il documentario fa un focus nel momento eroico, il momento di sollevazione, la nostra vera e propria resistenza, in cui i veneti insorgeranno appunto in nome di San Marco, e per un primo momento, per le prime fasi delle 8 giornate di insurrezione, avranno anche la meglio con i francesi. Poi però sappiamo come va a finire la storia. Bene, ecco, senta, giusto, ma lei quando si è documentato non ha un po' sofferto per aver visto la sua diciamo, vecchia Repubblica Serenissima ceduta con solo un colpo di cannone alla fregata che attaccava Venezia, come si dice? Cioè effettivamente è stato tirato un solo colpo di cannone. Da un punto di vista eroico posso essere sincero che se la paragono alle grandi vittorie della Repubblica Serenissima, quelle della battaglia di Lepanto, quelle della guerra di Morea, dell'assedio di Candia, 30 anni, quello che avvenne a Famagosta appunto prima di Lepanto con Marcantonio Bargandini, i grandi eroi della Repubblica Serenissima,
paragonandoli in questa ultima fase, nella fase si può dire dello stallo operativo da un punto di vista militare, che non è poi tanto vero perché la Repubblica Veneta 20 anni prima, 30 anni prima aveva già come dire, dimostrato la sua potenza militare in numerose occasioni. In quest'ultimo periodo storico, fatalità, troviamo una situazione che non la rende partecipe direttamente nelle attività militari. Per esempio sceglie la neutralità, una neutralità diciamo armata, nel senso che decide di armare le lagune, i lidi, ma lascia disarmate le città, o perlomeno non le arma con i cannoni, non reagisce, perché intende, sempre per quel principio, dottor Lovino, che abbiamo detto prima, dei valori che contraddistinguevano le società del tempo, cioè valori legati sulla parola, sull'onore, il buon governo. La Repubblica Serenissima aveva intrecciato un grande rapporto di diplomazia con il direttorio francese, che era l'allora governo, che aveva mandato via Napoleone Bonaparte perché Napoleone rompeva le scatole in Francia. Aveva paura la Francia aveva paura. Beh, bella soddisfazione. Ha visto che... Allora, senta,